Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci addentriamo in un angolo oscuro e affascinante della tradizione magica sarda, parlando di malefici, fatture e delle temibili mazzinas. Se il mondo del folklore e del mistero vi appassiona, siete nel posto giusto. In Sardegna, la dimensione magica è sempre stata una parte integrante della cultura popolare. Tra le sue manifestazioni più oscure troviamo i malefici, atti compiuti con l'intento di arrecare danno a persone o animali, e che a volte possono colpire anche la sfera affettiva o economica delle vittime. Principalmente si distinguono due tipi di malefici: il malocchio, che in sardo chiamiamo ogu pigau, e le fatture, le terribili mazzinas o fattuzzus. Del malocchio abbiamo già parlato in un altro video. Oggi ci concentriamo sulle fatture, che sono decisamente più potenti e pericolose. Ma cosa sono esattamente le fatture e come funzionano? Immaginatele come uno strumento usato dalle bruxas, le streghe sarde, per fare del male a distanza. Il meccanismo alla base è molto simile a quello delle famose bamboline voodoo. Si tratta di quella che gli antropologi chiamano magia simpatica. In pratica, si crea un oggetto che rappresenta simbolicamente la persona che si vuole colpire o un aspetto della sua vita, come l'amore, il lavoro o la salute. Attraverso questo oggetto si scaglia il maleficio. A differenza delle bambole voodoo, però, le mazzinas sarde non hanno sempre una forma umana. Possono essere realizzate usando piccoli animali, come lucertole, oppure possono essere dei pacchetti contenenti spilli, oggetti appartenuti alla vittima, come capelli o unghie, o altri elementi simbolici. Lo scopo di questi oggetti è amplificare il potere del maleficio. Ma ricordate, come in ogni pratica magica, il vero motore che scatena l'effetto è la volontà e l'intenzione di chi opera. L'oggetto è solo un catalizzatore, un punto focale per l'energia negativa. Quali sono gli effetti di una fattura? Purtroppo sono estremamente vari e devastanti. A causa del suo enorme potere, una fattura non si limita a causare un semplice malessere fisico. Può provocare malattie gravi e misteriose, difficili da diagnosticare per la medicina tradizionale, dolori inspiegabili, una serie infinita di sfortuna in ogni campo della vita. Nei casi più estremi, si crede che una fattura possa portare alla possessione demoniaca o addirittura alla morte della vittima. È una forza oscura che mira a distruggere la vita di una persona, pezzo dopo pezzo. E qui sorge la domanda fondamentale: come ci si libera da una fattura? La rimozione di un maleficio di questo tipo è un processo complesso e delicato. Non basta recitare delle semplici preghiere o brebus, come si fa per il malocchio. Servono rituali specifici e potenti, eseguiti da persone che possiedono una conoscenza profonda e rara. Se già oggi è difficile trovare qualcuno capace di togliere il malocchio, scovare una persona in grado di disfare una fattura è quasi un'impresa impossibile. Queste conoscenze antiche si stanno perdendo, custodite gelosamente da pochissimi individui. Esiste un modo per prevenirle? A differenza del malocchio, per cui esistono piccoli gesti e amuleti protettivi, contro una fattura c'è poco da fare in autonomia. L'unica vera forma di prevenzione, secondo la tradizione, è rivolgersi a una di queste persone esperte, capaci non solo di rimuovere un maleficio già attivo, ma anche di creare delle protezioni personali potenti, una sorta di scudo energetico per difendersi da futuri attacchi. Le storie che circondano le fatture sono tante e spesso agghiaccianti. Voglio raccontarvi alcuni casi reali, riportati dalle persone che li hanno vissuti. Una storia parla di una fattura creata per impedire una gravidanza. Era stata realizzata con uno spillo che trafiggeva un germoglio, il tutto nascosto dentro un bicchiere in casa della vittima. Il simbolo è chiaro. La nuova vita, il germoglio, viene bloccata, trafitta prima ancora di poter crescere. Un'altra vicenda, accaduta a Villa Cidro, racconta di una famiglia convinta di avere una fattura in casa. Vennero chiamate due praticas, due donne esperte in queste arti. Una delle due riuscì a localizzare e bloccare la fattura in un punto preciso della casa. Con un rituale particolare, l'oggetto malefico venne estratto. Insieme alle donne c'era anche un prete. La fattura gli fu affidata
Ma la storia prese una piega inaspettata. Si scoprì in seguito che il prete, invece di eseguire il rituale corretto per disfarla, si era limitato a gettarla nel fuoco. Questo gesto, secondo le credenze, non solo non neutralizzò il maleficio, ma lo rese permanente, condannando la famiglia a subirne per sempre l'influsso negativo. C'è poi la storia di una donna che portò degli asciugamani, ricevuti in regalo da una parente, a un famoso mago di Cagliari, noto decenni fa per le sue pubblicità in televisione. La donna sospettava che su quegli asciugamani ci fosse una fattura. Chiese al mago di disfarla, ma la sua risposta fu sconcertante. Il mago le disse che non poteva farlo, perché quella fattura era stata fatta proprio da lui, su commissione, e, violando ogni codice etico, le rivelò persino il nome di chi gliel'aveva commissionata. Queste pratiche hanno radici antichissime. Lo scrittore Salvatore Loi, nel suo libro Streghe, esorcisti e cercatori di tesori, descrive delle tecniche in uso già durante il periodo dell'Inquisizione in Sardegna. Una di queste prevedeva l'uso della ispidda, la cipolla selvatica. Si prendeva il bulbo e lo si intagliava fino a dargli una forma umana. Poi, su questa figura, si conficcavano chiodi, spilli o spine per causare malattia o morte alla vittima designata. Un metodo identico veniva usato con Su Suergiu, il sughero, che veniva intagliato e usato sia per fare malefici che per ritrovare oggetti rubati. Come vedete, le mazzinas sono un elemento oscuro e potente del folklore sardo, un ponte tra il mondo visibile e le forze invisibili che, secondo la tradizione, possono influenzare profondamente le nostre vite. Storie di paura, tradimenti e magia nera che continuano a essere raccontate sottovoce nelle comunità dell'isola. Spero che questo viaggio nelle tradizioni magiche della Sardegna vi sia piaciuto. Se avete storie simili da raccontare o se conoscete altre leggende, scrivetele nei commenti. Sono sempre curioso di leggervi. Grazie per aver seguito il video fino a qui. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Alla prossima!